Questo è un palio molto classico, diciamo. Sono presenti tutti gli elementi previsti dallo statuto, più qualcosa messo da me. Prima di tutto c'è la Madonna, che è la protettrice e la patrona sia del paese che delle feste, e ai suoi lati ci sono due putti che portano in dono la vite e l'olivo e chiedono protezione allo stesso tempo per queste colture che insieme al castagno sono sempre state diciamo, la spina dorsale della nostra economia. Sotto alla Madonna ci sono i cavalli che si fronteggiano e sono pronti a correre a portare la loro contrada alla vittoria. E le contrade sono state rappresentate da nastri colorati che traggono origine dal tronco del castagno, proprio a indicare che comunque questa coltura è l'anima dorsale della nostra economia. E ho scelto di rappresentare il castagno, un castagno molto vecchio, con pochi rami, pochi frutti, proprio per simboleggiare il fatto che in questo momento le colture attraversano grandi difficoltà. Tra i suoi rami c'è una bolla che racchiude il paese e diciamo che questa bolla rappresenta sia il timore che le cose poi non si aggiustino, sia la richiesta di una protezione per una situazione che purtroppo è aleatoria. Detto questo, io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti a questa presentazione. L'ho dipinto con tanta soddisfazione e tanta passione e spero che piaccia a tutti. Grazie. Dunque, intanto buongiorno a tutti, grazie all'amministrazione che mi ha affidato questo compito. E vorrei dire intanto che non vorrò commentare il palio perché l'ha già commentato in maniera straordinaria la pittrice. E mi pare che tutto quello che ha detto sia perfetto. Io avevo preparato un intervento che è un po' in linea su questa situazione, che un po' qui si parla, no, di questa bolla che deve proteggere il nostro paese, come diciamo anche il nostro paese Italia, ma anche il mondo, perché i venti che spirano non sono tra i migliori. Quindi mi sembra che questo palio, come spesso avviene, proprio è in linea con, e sente i tempi del mondo, e sente la temperatura, e sente lo spirito del mondo. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Questa frase è tratta da Luna e il falò di Cesare Pavese, è stata ripresa recentemente da Gianfranco Ravasi, che è un religioso ma è uno degli intellettuali più fini d'Italia, che continua: il profumo del pane dal fornaio, il suono delle campane, all'alba e alla sera, i volti semplici, le vigne, le feste patronali. Ecco, le feste patronali appunto, l'8 settembre per Castelpiano è il suo compleanno, come ebbe a dire con una bella definizione l'ex sindaco Mario Rotellini. Un capodanno addirittura secondo alcuni studi. Sembra che nel contado senese l'anno iniziasse proprio l'8 settembre, per la natività di Maria Vergine, mentre il 25 marzo Incarnazione di Cristo prendesse avvio nella città di Siena. Non a caso infatti molte delle date fondamentali di Castelpiano avvengono proprio intorno a questa data. 9 settembre la fiera di Melce e Bestiame, nel 1402, il 7 settembre la cessione di metà del paese alla Repubblica Senese, del 1330, 6 settembre Simone Martini viene nel 1331 a visionare il paese, il 7 settembre 1771 ancora l'incoronazione della Madonna delle Grazie. L'11 settembre del 1883 inaugurazione del monumento a Giuseppe Garibaldi, il 9 settembre del 26 inaugurazione del Parco Remembranza, cioè il monumento ai caduti di Castelpiano. Quindi come si vede il settembre è nell'anima e nello spirito dei castelpianesi. Tutto questo viene evocato nel drappellone di quest'anno della pittrice castelpianese Anna Pronai. Secondo una regola non scritta, un pittore locale si alterna ad uno forestiero. Artista che già si era cimentata nella pittura del palio del 1987, per la cronaca ha vinto da Contraddurlo, devo dire, perché questa è cronaca, e da molto tempo esegue pregevoli opere. In particolare ha realizzato disegni per le pubblicazioni del padre Francesco,
che possiamo definire il massimo cultore, assieme all'ex sindaco Alvaro Giannelli, della riscoperta del dialetto o vernacolo ciolo, che rievoca un mondo antico e remoto, altrimenti inesorabilmente dimenticato. Basta ricordarne un titolo per riportarci e viaggiare nel tempo, come Cose da raccontarsi a veglia davanti a Fuchicchiolo. D'altra parte, come ci insegnano gli antropologi, il tempo della festa e il tempo profano non coincidono, essendo il primo un tempo fuori della storia, in cui il tempo si ferma, si guarda indietro, si beve la sorgente del mito, ci si riconosce e si riacquista la propria identità più profonda. Quindi, per finire con Ravasi, che cita gli scritti corsari di Pasolini, e per ribadire la necessità di un luogo dove non si è mai soli, dove la norma è la semplicità e non l'eccesso, gli uomini del mondo contadino non vivevano nell'età dell'oro, ma nell'età del pane. I beni superflui rendono superflua la vita. Ringraziando il dottor Farmeschi, che in questa conclusione, ritornando al castagno di prima, mi ha fatto venire in mente la parola a questo punto al sindaco, che in questi giorni è il prezioso aiuto a questa festa, perché mi piace ricordarlo, sono pochissimi i pali dove è l'amministrazione comunale in prima persona, l'istituzione. Qui non ci sono enti pali, non ci sono comitati, cioè qui è il comune. Buongiorno a tutti e benvenuti. Dopo tanta poesia è anche difficile intervenire, l'intervento di Marco, l'intervento di Susanna, della pittrice, mettono anche in difficoltà per uno come me che non è grande intenditore intanto di pittura. Si è parlato però di questa bolla, poi vengo anche ad altre questioni, perché io penso che voi siete più incuriositi di sapere quello che ho da dirvi per i prossimi giorni che non di parlare di Palio, però ritornerei anche io a questa bolla e la vorrei definire la bolla della speranza, perché è vero, abbiamo attraversato un periodo difficile, lo sta attraversando la nostra montagna, però è anche vero che possiamo avviare anche a intravedere qualcosa di positivo che si muove. E io credo che poi la molla che spinge tutte le società è agganciarsi a fatti positivi, perché agganciarsi solo alla martinica del carro o a chi spinge indietro si fa poca strada, o quantomeno la strada è parecchio faticosa. E allora bisogna cogliere quei segnali di speranza, quei fatti positivi che ogni giorno si muovono, quell'impegno costruttivo che muove le comunità e chi nelle comunità si impegna. Allora quella bolla che racchiude Casteldelpiano in questo drappo così celeste, che celeste qualcuno dice perché lei è delle storte, mentre invece anche io volevo dire questo, che non è celeste delle storte, il celeste è il colore della Madonna, e quindi anche in questa lo caratterizza anche in questa direzione. Io vorrei ringraziare la pittrice, una bella opera, quest'anno era impegno per il pittore di Casteldelpiano, il prossimo anno faremo un'altra scelta, il prossimo anno sarà anche il 50°. E quindi non vi prometto il palio straordinario, non ci sarà, credo che però i 50 anni andranno festeggiati con la dovuta perizia e l'importanza che questa manifestazione rappresenta, e subito dopo l'8 di settembre provvederemo anche a insediare il comitato che lavorerà all'organizzazione delle manifestazioni per il prossimo anno. Ci siamo presentati stamani, lo faremo anche l'8 di settembre, con questa novità che è data dal consiglio dei ragazzi, col sindaco dei ragazzi e delle ragazze con i quali stiamo collaborando e abbiamo avviato a collaborare nel corso dell'anno scorso, per tutto questo anno, e ormai andremo avanti fino alla fine della legislatura, che abbiamo chiesto che scadranno insieme all'amministrazione comunale nel 2019, e quindi poi dopo tutti verranno rieletti e si rinsedierà
un nuovo consiglio. È stato anche un periodo per loro fortunato, perché su problemi che riguardano i giovani e la scuola investimenti importanti sono stati messi in campo in questi mesi, penso al rifacimento della palestra. Colgo l'opportunità stamani per comunicare a tutti che la scuola elementare apre lunedì 18, sbaglio la data, perché oltre che pan di nuvolo, come ho detto prima, pan di legno, a volte le fiabe in questo paese si narrano abbastanza. L'altra sera mi hanno detto: allora i bambini delle elementari vanno alla colonia fino alla fine dell'anno e il comune non c'ha pulmini per trasportarli, quindi bisogna organizzare lo sciopero contro il comune. Io vi dico, non lo perdete il tempo a organizzare lo sciopero, perché lunedì 18 la scuola aperta, rinnovata, imbiancata per benino e con tanto di crocifissi che qualcuno ha detto che erano stati portati via e non, per ordine del sindaco, non rimessi. Ora ci tenevo a chiarire queste questioni per poi arrivare a un altro punto, come si affronta, no? Poi anche questo periodo delle feste. Io vi dico che per quanto riguarda le norme vere, quelle vere, l'amministrazione comunale le comunicherà domani dopo le 1, quando la commissione di pubblico spettacolo ha fatto il sopralluogo sulla piazza e scriverà anche le dovute prescrizioni alle quali dovremo sottostare. L'opinione e il lavoro che l'amministrazione comunale ha cercato di mettere in campo in queste settimane è stato quello di prendere spunto anche da ciò che era avvenuto vicino a noi, perché non si vive in un mondo che si campa per aria, c'è una situazione anche intorno, capire rispetto a ciò che era stato fatto in altre manifestazioni simili e cercare di attenuare, non di aggravare le situazioni, ma di prevenire e mettere in campo anche situazioni che aiutassero lo svolgimento della manifestazione, premunendosi quindi di proporre da una parte alla questura, da una parte alla commissione di pubblico spettacolo una soluzione possibile affinché il palio possa svolgersi nel migliore dei modi e nel rispetto di norme che purtroppo, diciamo così, era stato chiuso un occhio per tanto tempo, perché il testo unico sulla sicurezza risale a 36 e successivi correttivi, ma comunque sul quale poi poter lavorare. A me sembra che tutte le manifestazioni dell'agosto, del luglio, quelle che si sono svolte, che hanno fatto le contrade, che hanno fatto privati, che ha fatto il comune, con un pochino d'occhio si sono svolte e garantite nella massima sicurezza e nel migliore dei modi. Io credo che questi giorni faremo la stessa cosa, l'abbiamo fatto stamani alla presentazione del palio, lo faremo stasera durante la processione, lo faremo per la fiera, lo faremo per le feste, dandoci un minimo di organizzazione che, se tutti collaboriamo, io credo che non succede niente, non cambia niente, stiamo tutti più tranquilli, vediamo le corse e via dicendo. Poi alcune cose si potranno fare ed altre non fare. Una cosa mi sento di comunicarla ufficialmente, è che fuochi artificiali verranno fatti allo stadio, per un semplice motivo, al di là di quello che leggo nei social network, come si dice, perché va chiuso 2/3 di piazza, e chiudere 2/3 di piazza, che sarebbe, tanto per avere in occhio, dal palco della mossa fino all'angolo della banca del Monte dei Paschi, di piazza non ci rimane più nulla e mette a rischio non solo le persone, ma le cose, che si chiamano anche case, arrecando danni, e persone, perché negli anni scorsi c'è stato danni alle persone e danni alle case, che spesso le assicurazioni nemmeno coprono, perché se non rispetti le norme la situazione ti dice: io nemmeno ti pago. Allora bisogna capire anche chi paga. Allora io credo che potremmo fare, se si poteva continuare a farlo in piazza, ero la persona più felice del mondo, anche perché ci sono nato in questo paese, è 61 anni che ci vivo e è 61 anni che vedo fuochi in piazza, e quindi sono una persona che fa più male aver compiuto questa scelta. Però poi
delle scelte vanno fatte nella vita, non è perché uno è sempre stato così, il mondo va sempre così, bisogna compiere delle scelte e abbiamo scelto di poter garantire a questa comunità un bellissimo spettacolo come tutti gli anni